Questa rapida carrellata di presentazione di questa nuova stagione agonistica 2019-2020 per la Sassari Calcio Latte Dolce non poteva che chiudersi, naturalmente, una prima parte con Daniele Bianchi, uno dei senatori, uno di quei giocatori che sul campo riesce a prendere per mano la squadra, una sorta di consigliori per i giovani, una sorta di faro per i tuoi compagni con più esperienza. Squadra che ha fatto benissimo e che si è rinnovata forse nei punti chiave, quelli che insomma hanno creato qualche problema nella scorsa annata, che peraltro è stata speciale. Sì, veniamo sicuramente da un'annata positiva, però già oggi abbiamo resettato, ci sono diverse facce nuove, sono tutti ragazzi che hanno insomma, voglia di dare il loro supporto per un'altra annata che si spera ricca di soddisfazioni, però senza proclami, mantenendo una linea sempre cercando di far parlare il campo, perché fuori insomma, adesso finalmente è anche finito il tempo un po' del calciomercato e quindi siamo felicissimi di ricominciare oggi questa nuova stagione, ripeto, con delle facce nuove, con giovani che hanno un anno di esperienza in più e nulla, siamo pronti per partire. E dire che mi pare di poter dire che questa sensazione, questa voglia di fare arriva proprio da uno senatore, come ti ho definito poc'anzi, naturalmente scherzosamente, giusto per rifarmi a quello che sono i tuoi compagni che ti hanno preceduto. Però c'è sempre a lavorare duro perché poi niente arriva per caso naturalmente, questo l'ha detto il mister e lo ribadiamo anche noi, e qua c'è tanto lavoro, programmazione e serietà, Daniele. Assolutamente, adesso ripeto, la scorsa annata è già passata, ma è come ogni partita, quello che hai fatto la domenica dopo non conta più niente, quindi abbiamo fatto un anno con questa prerogativa, con questa mentalità di fare passo dopo passo senza pensare a chissà quale obiettivo a lungo termine. E ricominciamo quest'anno, è come si dice, un anno zero praticamente, perché quello che hai fatto prima non conta più, c'è la voglia e l'obiettivo di andare a fare una stagione nuova e si spera ricca di soddisfazioni.